Ancora cronaca con una bravata che ha rischiato di trasformarsi in dramma. Tragedia sfiorata la scorsa notte alla stazione dei treni di Portogruaro. Una studentessa folgorata dall'alta tensione è viva per miracolo. Sentiamo. Una scarica da 3000 volt per qualche frazione di secondo si è salvata solo per un miracolo, ma gravi ustioni alle mani, le braccia e i fianchi le sono costati un trasporto d'urgenza in ospedale, prima a Portogruaro e poi a Treviso. Una notte di follia, protagonista una studentessa di 23 anni di Fossalta di Portogruaro, ora ricoverata in serie condizioni dopo l'allarme fatto scattare dai suoi amici scioccati. Stazione ferroviaria di Portogruaro, ore 3 della scorsa notte. La studentessa è in compagnia di 5 amici coetanei, probabilmente sono anche un po' alticci, sicuramente annoiati. L'idea è quella di fare qualcosa di particolare, magari da filmare con i telefonini per inserire qualche immagine su YouTube. Nella stazione dei treni c'è il deserto, tranne sul primo binario un treno in sosta programmato per partire alle 7 del mattino di oggi. Aggrapparsi ai vagoni, salire e scendere dal tetto, questo è il gioco ideato per passare il tempo e dimostrare coraggio. Una bravata che va avanti per qualche minuto, la ragazza, la più impacciata del gruppo. E quando decide di scendere dal tetto del mezzo si aggrappa per sbaglio al cavo dell'alta tensione che sta sopra il vagone. Un bagliore improvviso in una frazione di secondo e l'urlo della studentessa che cade a terra, priva di sensi. Il fatto che si sia accucciata per scendere appoggiandosi soltanto con il fondoschiena al vagone l'ha salvata. Fosse rimasta in piedi la scarica di 3000 volt l'avrebbe uccisa sul colpo. Le condizioni sono comunque serie. La ragazza era a terra con mani, braccia e fianchi ustionati. Gli amici terrorizzati hanno chiamato i soccorsi e i carabinieri. La studentessa ha finito all'ospedale di Portogruaro e poi trasferita a Treviso in serie condizioni. Viva per miracolo e in attesa di essere operata. Tutto per una bravata da mostrare su internet.